Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. È l'ultima del 2021, è la seconda di Coppa, soprattutto è il confronto fra due autentici anni zero. La Clivense di Sergio Pellissier riceve infatti oggi allo stadio Olivieri di Via Sogare una delle società più storiche del calcio vicentino, la Nova Gens, letteralmente popolo nuovo, fondata a Noventa nel 1914, ma a sua volta ripartita da zero proprio quest'estate per colpa della crisi, ma anche grazie al suo presidente Graziano Besaggio e alla collaborazione con Spes Poiana e Polisportiva San Vito, che ha permesso di scongiurare il rischio fallimento e tenere in vita marchio e settore giovanile. Sul campo invece le ripartenze dei due club sono state decisamente diverse. Campioni d'inverno con avvio sfavillante i biancazzurri di Allegretti, nonostante però la sola vittoria nelle ultime 4 gare. 10° posto con 2 soli successi nel girone C per i rossoblù di Zuccante, reduci dal bel 3-2 sulla Reunion Sanguinetto nel debutto di Coppa. Amici sportivi del calcio dilettantistico, benvenuti allo stadio Olivieri di Via Sogare, benvenuti a Clivense Nova Gens, benvenuti da Luca Corradi. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Di nuovo insieme amici di Avelia della Clevense del calcio dilettantistico per questa seconda giornata di Coppa Verona Memorial Gianni Segalla dallo stadio Aldo Olivieri di Via Sogare. Bentornati con Luca Corradi e Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Ciao Jacopo. Ciao Luca e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Allora, oggi questa seconda partita la Clevense sappiamo ha giocato la prima a Fumane pareggiando per 0-0 in una bella gara combattuta la settimana scorsa. La Nova Gens invece ha fatto di meglio e al momento è davanti in classifica perché ha battuto per 3-2 una formazione anche abbastanza forte come la Reunion di Sanguinetto. La squadra vicentina ha vinto con la doppietta di Albino. La Clevense è, come sappiamo, campione d'inverno con largo anticipo nel girone B della terza categoria. Nel girone C invece la Nova Gens è decima, terzultima, ha vinto solo 2 partite su 11, le squadre stanno entrando in campo adesso con, vediamo la Clevense con la casacca bianca e blu. Clevense che abbiamo detto anche in sede di presentazione ha vinto solo una delle ultime 4 partite con i pareggi con Virtus e appunto Fumanese e la sconfitta abbastanza shock dobbiamo dire su questo campo un mese fa contro il Borgo San Pancrazio. La Nova Gens invece è molto in difficoltà in campionato, è una società che è praticamente ripartita così come la Clevense da zero quest'estate, da luglio con la terza categoria per scongiurare il rischio del fallimento e ha messo insieme giocatori che non si conoscevano. Abbiamo parlato in prepartita con il dirigente Luca Asmanio che ci diceva appunto delle poche pretese insomma almeno per i primi anni di questa squadra, di questa società che vuole naturalmente mantenere viva il marchio e mantenere vivo il settore giovanile grazie alla collaborazione con i 2 paesi vicini di Poiana e di San Vito. Allora Jacopo, torniamo invece sul campo, diamo un'occhiata anche alle formazioni. Ci sono tanti assenti oggi nella Clevense, anche un po' di turnover immaginiamo. Sicuramente si schiera Allegretti con di nuovo Gasparato che anche quest'oggi parte dal primo minuto per mettere minuti nelle gambe, affiancato dal solito Inzerauto e De Martis. A centrocampo spazio poi a Vitale con Castellucci probabilmente adesso vedremo in cabina di regia. E dietro difesa con Vallese e Motta Terzini e Latimi che anche lui torna dal primo minuto a fianco di Tenuti. Poi ci sono naturalmente Pavoni, Vitale, abbiamo detto in panchina Squizzi, De Panni, Beneduce, Facciolo, Oneda, Braga, Cavallaro, Fasolo e Olivieri. Fasolo che è vicentino, area di derby per lui. Sta per iniziare la partita agli ordini del direttore di gara che è Marco Bodini della sezione di Verona. Poi adesso andremo a leggervi anche la formazione ospite, non prima però di aver aspettato proprio il fischio d'inizio del fischietto veronese. Si parte amici sportivi, buona Clevense Nova Gens a tutti. Primo pallone per la squadra di Allegretti. Allora la formazione ospite invece schiera Facchin tra i pali, poi Basso, Zambotto, Alcesti, Piccotin, Rucci, Sartori, Aiello, Albino, Pierantoni e Sardi. In panchina ci sono Pretato, Rama, Youssif, Marchiorato, Koulaidi, Tognetto, Sartori e Giove. Il mister della squadra ospite è Mattia Zuccante. Nova Gens che ha vinto, abbiamo detto, la prima partita, quindi oggi la Clevense se vuole passare il turno, visto che passa solo la prima con le migliori seconde, insomma, deve cercare di vincere. Sicuramente è risultato obbligato per provare a riacciuffare la Nova Gens che in questo momento appunto è in testa al girone B della Coppa insieme agli Young Boys. Young Boys che ha battuto invece il Pozzo per 2-0 nella prima giornata. E quindi la classifica è presto fatta. Nova Gens e Young Boys 3, Clevense e Fumanese 1-0, Sanguinetto e Pozzo. La prossima partita naturalmente sarà nel 2022, questa è l'ultima del 2021 con la Clevense ancora qui allo stadio Olivieri l'8 gennaio, è un sabato proprio contro gli Young Boys e il giorno dopo la domenica invece la Nova Gens in casa contro il Pozzo. Si gioca nel frattempo da 1 minuto e mezzo, palla appannaggio dei padroni di casa con Elatimi che scambia con il compagno di reparto odierno, ovvero Nicola Tenuti. Lancio fuori misura per Motta.
La Clivense sembra schierarsi con un 4-3-3 con a centrocampo Castellucci interno di destra, in mezzo al centro Vitale, dall'altra parte Gasparato, mentre davanti punta centrale De Martis, affiancato a sinistra da Inzerauto e a destra da Mehmedi. Assenti Schiano, Romeo, Anastasi, Felici, Dei Seppi, Pasinato, questa è un po' la notizia di giornata, e anche lo stesso Davì, anche per lui sarebbe stato un bel derby, lui che è di Arzignano e che vive e lavora a Vicenza. Attacca la Clivense sul settore di sinistra, palla di Motta a cercare De Martis che sbuccia con la testa in direzione di Mehmedi, anticipato dal difensore della Nova Gens che alleggerisce in out. Inzerauto, spalle alla porta, cerca lo scambio con Mehmedi, fermato, riconquista però il pallone giocatore macedone, poi Vitale pulisce per Vallese che perde il contrasto e il possesso del pallone. Buono qui l'intervento del numero 7 Elia Sartori. Un'assenza abbastanza importante anche nella Nova Gens è quello di El Kalkal, il giocatore che aveva segnato anche nella scorsa partita e che oggi tra l'altro compie 19 anni. Auguri. Tenuti. Motta. Scambia con Elatimi. Mehmedi. Oggi tornato in campo dal primo minuto dopo qualche giornata di turnover. Lancia in avanti a cercare Albino, che a proposito di partite precedenti ha segnato 2 gol proprio contro la Reunion Sanguinetto. Giocatore napoletano con un nome molto particolare, si chiama Francesco D'Assisi, proprio di nome, e Albino di cognome. Vitale, incursione per vie verticali, mantiene il possesso del pallone, poi chiama in causa Mehmedi, palla sporcata dal contatto con Piccotin e Facchin in rima può afferrare senza problemi. Nova Gens che invece sembra schierarsi con un 4-5-1, quindi una formazione più di contenimento con il solo Albino davanti in mezzo a Tenuti e Alatimi. Sì, abbiamo detto delle difficoltà in campionato di questa formazione che ha vinto solo 2 gare su 11. La terza stagionale è stata proprio la vittoria della settimana scorsa contro la Sanguinetto. Attenzione a Inzerauto, il tiro prova, che va fuori di poco, illusione ottica anche del gol. Prima iniziativa della Clivense al minuto 5, ancora una volta per merito di Kevin Inzerauto. Rinvio di Facchin, portiere classe 2001, con il ginocchio Castellucci, che come anticipato e indovinato da Jacopo gioca a centrocampo insieme a Vitale. Colpo di tacco di De Martis che riesce a scambiare con Inzerauto, palla che arriva a Mehmedi, spazio per il numero 7, area di rigore, Mehmedi, palla sul destro. Non c'è il contatto del portiere, poteva fare di meglio qui Mehmedi. Sì, si era inserito bene, i difensori gli hanno lasciato qualche metro di troppo, ma a questo punto poteva andare direttamente in porta. Peccato, comunque Mehmedi sicuramente tra i più in palla in questi primi minuti. Altro rinvio di Facchin, stavolta un po' più lungo, ma ancora dalle parti di Castellucci che trova tra le linee Inzerauto. Gasparato, il primo pallone della sua partita, cerca di farlo fruttare in direzione di Mehmedi, anticipato. Sartori, scambio con Albino, poi il lancio dalle parti di Vallese, non perfetto il suo intervento. Sale allora Rucci, giocatore rumeno, e poi un rilancio, accenna l'uscita Pavoni, non si capisce benissimo con Vallese, si spiegano i due. Sì, un auto è regalato qui. Con le mani Piccotin, Albino, controllato da Elatimi, decisamente più forte sul piano fisico. Con le mani allora Vallese.
Formazione, abbiamo detto, la Nuova Gens che ha vinto poco, ha anche segnato pochissimo. Pensate, ha messo a segno solamente 12 gol in 11 partite con 5 marcatori diversi. Capocannonieri sono Albino e Youssif, chiediamo scusa, c'è un errore di trascrizione, che è in panchina. Tra l'altro il giocatore ghanese Kudus Youssif, classe 96, che ha segnato 3 gol finora in campionato. Naturalmente nulla a che vedere con la cooperativa del gol di Allegretti, perché sono ben 15 i marcatori diversi in stagione e altri ne arriveranno senz'altro. Tenuti di testa Aiello, anticipato ancora Albino. Inzerauto deve mantenere il possesso del pallone nello scontro ravvicinato con il capitano Alcesti. Operazione riuscita, poi c'è il primo fallo della gara guadagnato da De Martis. Intervento di Facchin che fischia. Sale anche Tenuti, la palla però, e da lì ci va sicuramente Gasparato, che abbiamo visto anche contro la Fumanese colpire la traversa dopo la deviazione del portiere. Lui che sui calci piazzati si può rendere sicuramente pericoloso. Sì, difficile che cerchi la conclusione in porta, anche se in questo momento prova ad allungare un po' la rincorsa, però potrebbe anche suggerire sul secondo palo. C'è il Latimi in particolare che ruggisce con i suoi centimetri. Palla invece bassa, è finito anche a terra De Martis, messa fuori, tutti per terra, si prosegue, finta di corpo di Vitale, che ha nella gestione del pallone il suo punto di forza. Vitale oggi con la fascia al braccio da capitano. Visto che c'è in panchina Facciolo, un po' di riposo per il capitano, ritornato da un lungo infortunio. Motta prova ad allungare la falcata in area di rigore. Motta all'indietro per Inzerauto, anticipato l'ultimo secondo, ma la palla è proprio per l'11 che sguscia via in area. Palla sul sinistro, messa fuori da Zambotto, si resta lì. Motta prova a caricare il sinistro, non fa in tempo e poi rinuncia al contropiede della Nuova Gens. Motta ancora, Gasparato, spazio per prendere il mirino, eccolo qui per Memedi, poi De Martis, bello lo scambio, bello il tiro, bella anche la parata, calcio d'angolo. De Martis che sfiora la sua prima gioia con la maglia della Clivense, qui stoppato in angolo da un bellissimo intervento da parte di Facchin. Comunque anche lui, possiamo segnare al tabellino, si è reso subito pericoloso. Sì, davvero incredibile, con 15 marcatori diversi nella Clivense non ci sono giocatori come Gasparato e De Martis, ma che ha sbagliato anche 2 rigori. De Martis ha sbagliato 2 rigori, ricordiamo, insomma, si tratta solo di questione di tempo. Palla messa in mezzo, non ci arriva De Martis, poi Vallese prova con il destro, anzi era Memedi. Non si è coordinato bene il giocatore macedone e allora sfuma anche questa opportunità. Bella però l'azione precedente con la sponda di testa per De Martis, il suo destro, e la parata pregevole di Patrick Facchin, che adesso sta per rinviare. Castellucci ancora una volta, è la terza di fila che la prende sul rinvio, cerca lo scambio poi De Martis con Gasparato che si era fermato, applaude comunque il compagno. Vallese all'indietro, riparte dai Latimi. Castellucci messo un po' in difficoltà in mezzo a 3, ancora i Latimi, il pressing adesso della Nuova Gens, si torna da Pavoni che rischia sull'attacco di Albino. Castellucci, momento di leggera superficialità da parte della Clivense, se la cava la squadra di casa. Vitale si scontra con Castellucci, reclama il possesso del pallone, lo difende e poi torna per la terza volta da Pavoni, che adesso ha 2 opportunità, sceglie la sinistra. Tenuti per Inzerauto sul filo dell'out, solito movimento a rientrare del numero 11, serie di finte, a buono la prima, palla in mezzo ancora per Gasparato, deve girarsi, anche lui deve disorientare gli avversari, guadagna un po' di spazio, poi suggerisce per Motta, area di rigore, Motta ancora, Motta la mette in mezzo
e va dentro! In qualche modo è entrato questo pallone. Gol non so se- incredibile! o per una deviazione o direttamente, non abbiamo visto, ma sicuramente è stata premiata la caparbietà di Motta, che ha insistito su quel pallone e ha trovato questa rete per l'1-0 della Clivense. Un'azione insistita sulla sinistra, prima con Inzerauto, poi con Gasparato, che con molta pazienza hanno cercato di guadagnare metri, sono riusciti da una posizione di spalle alla porta a girarsi, diciamo decentrandosi un po', e poi hanno chiamato con questo bel filtrante in causa Motta, che si è incuneato in aria, ha trovato un fendente sul secondo palo, non ho idea di dove sia passato quel pallone. Ma l'ho visto in rete, quindi è quello ciò che conta. L'abbiamo visto tutti in rete, e quindi 1-0 al 12°. Come sempre l'operazione più difficile per la Clivense è quella di sbloccare il punteggio, visto che diverse squadre si arroccano un po' sulla linea difensiva. Ci sono voluti meno di 12 minuti alla squadra di Allegretti oggi per compiere questo primo step, grazie alla seconda marcatura stagionale di Daniele Motta, giocatore comasco classe 2001. Prova a reagire la Nova Gens e la Timi lascia il pallone a Vallese, che avanza. C'è anche Memedi, che viene proprio lanciato buona. da De Martis. Memedi di prima la mette in mezzo, deviazione, alleggerimento allora da parte della Nova Gens, Che adesso dovrà provare ad alzare il baricentro, perché è già sotto 1-0. Sicuramente l'attaccante da solo, il numero 9 Sartori Albino, avrà bisogno di una manforte da parte dei compagni per provare a impensierire di più la Clivense. certo già è isolato, se in più si mette, qui c'è un tocco che favorisce la Nova Gens, dicevamo già è isolato in mezzo a tre clienti non facili, no? Quelli della difesa della Clivense Albino, se in più insomma gli lanciano anche il pallone alto contro i Latimi, è difficile che la prenda. Certamente sì. Vediamo adesso anche con questi rinvii lunghi in mezzo, ecco, sono tutti preda di solito di Latini. Vediamo se Castellucci anche stavolta, eccolo qua, era andato a vuoto Vitale, che è rimasto a terra un po' dolorante. Gasparato, scambio con Inzerauto, arriva Motta, tutto molto bello ancora per Gasparato, leggermente lungo questo pallone di ritorno, basso. Ma Inzerauto ci crede e si guadagna anche un fallo. Questa è la classica azione che dimostra l'utilità di questo attaccante tuttocampista, Kevin Inzerauto, che abbiamo visto più volte anche andare a ripiegare, no? Sui calci d'angolo, nonostante non sia altissimo, però fa di tutto per far sentire il proprio peso anche in fase di non possesso palla. Molto generoso, combatte su ogni pallone, quindi non è solo il classico attaccante davanti, ma va anche proprio a cercarsene le occasioni e spesso le realizza anche. Sul pallone Gasparato adesso potrebbe anche provare il destro a rientrare, vista anche la distanza dal fondo. Barriera a 2 con Sartori e Pierantoni. Parte Gasparato, il destro, e poi De Martis atterrato, tutto buono, si prosegue. Attacca ancora la Clivense con Motta, difende il pallone. Memedi lotta e commette fallo. Sfuma anche questa opportunità. Giornata bellissima oggi in via Sogare, splende il sole, temperatura sui 7 gradi. Seguito magari riusciremo a darvi anche la quota degli spettatori, mentre Memedi va a farsi medicare o a rinfrescarsi per la sete. Così, infatti, forse una botta al volto. Tutto pronto per il rinvio da parte di Alcesti. Pallone lungo, la prende Motta. Gasparato. Vitale difende ancora una volta il pallone molto bene, ne fa fuori 2. Tutto buono però, perché il secondo gliela sradica Albino. Lo scambio impossibile con Rucci, e non può avere la meglio in velocità con Tenuti. Ancora Vitale. Tenuti. Applausi del pubblico, la Northside 94 come sempre presente anche oggi per far sentire il suo calore e il suo supporto alla squadra di Pellissier e di Allegretti.
ancora tenuti. Dall'altra parte era partito Inzerauto, arriva incontro invece De Martis. Buono qui la coordinazione delle due punte centrali della Clivense. Castellucci, Vitale, 360 gradi, Motta prova l'accelerazione, fa fuori il primo, non il secondo, ma c'è ancora Vitale che sembra avere la calamita in quella zona del campo. Motta trova fra le linee ancora De Martis. Buono qui l'operazione in orizzontale. Castellucci riesce a servire Vallese. Siamo dall'altra parte, sulla destra. Vallese prova da solo, fatto fuori il primo, che si è fatto anche male. Ancora Vallese, area di rigore, guadagna calcio d'angolo, mentre c'è un infortunio per l'avversario che è rimasto a terra. Adesso in modo un po' furbesco è rientrato in campo per sedersi all'interno del campo ed impedire così la battuta del calcio d'angolo. Crediamo si tratti del numero 7 Elia Sartori. Nel frattempo abbiamo visto e ci sarà anche... già il cambio. Sì, si vede che non ce la fa. Ah, il 6 forse. Vediamo un po', non si vede da qui. Entra il numero... No, è il 7. È il 7, il 7. Entra Avevamo il visto il numero 6 sul... 17. Tutti e due li cambia. Esce il 6, avevamo ragione. Sì, l'avevi visto Esce il giusto. 6 che è Rucci, giocatore rumeno. E entra il 17 che è Nicola Tognetto, classe 2001. E forse il 6 e il 7 ce la fa allora. Sì, sì, sì. Solo un cambio da parte della Nova Gens. Beh, abbastanza obbligato dopo 19 minuti. Tutto pronto allora per questo tiro dalla bandierina, con il destro ad uscire di Francesco Gasparato. Palla morbida, messa fuori. Arriva ancora Memedi. Torna da Gasparato. Prima finta, palla sul sinistro, seconda finta. E adesso sì, la mette in mezzo. Colpo di tacco di Castellucci, stava per venire fuori un Eurogol. Sì, veniva giù il Synergy Stadium, ma si apprezza comunque il tentativo. Siamo nel corso del 20° di gioco, 1-0 per la Clivense sulla Nova Gens. In questo momento la Clivense scavalca la formazione vicentina e sale a 4-4 in classifica. Gasparato, verticale volante per Inzerauto. Saltato un primo avversario, ne ha due adesso intorno. Scivola, perde il contatto con il pallone. Però va ancora una volta a ringhiare sui difensori avversari, li costringe all'errore. E allora la palla rimane bianca e azzurra. Altro cambio. Eccolo qui infatti, il cambio numero 2 proprio per il numero 7, Sartori. Non ce la fa. E allora entra il 14 che è Kudus Youssef, giocatore ghanese classe 96, con questa vistosissima capigliatura a treccine. Doppio cambio forzato per la Nova Gens. Sì, non fortunati gli ospiti. Entra comunque un giocatore che ha segnato, come abbiamo detto, 3 gol in campionato, dei 12 che ha fatto la Nova Gens. Attenzione a Memedi, area di rigore, Memedi! Ancora una buona parata di Facchin. Bravo qui Memedi, che si era aggiustato il pallone di tacco e poi ha provato subito la conclusione, respinta dal portiere della Nova Gens. Non era facile questa parata, perché è vero che il tiro era centrale, ma era sotto la traversa anche con una certa forza, colpito di controbalzo da parte di Sky Memedi. E Patrick Facchin ancora una volta ha avuto un buon riflesso, evitando lo 0-2 per la sua squadra. Cambio di pallone intanto. E il nuovo corner per Gasparato. Palla a uscire per Castellucci, non riesce a colpire bene. Vallese, ottimo l'anticipo su Albino, poi rovina tutto sparando sul portiere.
un'azione proprio da difensore qui di Vallese. Sì, ha recuperato subito il pallone, poi però non è riuscito a trovare un proprio compagno in zona offensiva. Tenuti di potenza su Albino, che rimane anche giù colpito alle spalle, il centravanti rossoblu. Si prosegue, Inzerauto, l'aggancio, il tocco, poi c'è un tocco di mano abbastanza evidente, non ravvisato dall'arbitro. Sardi la mette fuori. Sardi, che a dispetto del cognome è un giocatore marocchino, si chiama Othman ed è nato nel 98. Si spiegano intanto i giocatori rossoblu con l'arbitro, che forse volevano il fallo. Sembra abbastanza agitato Albino, che si sta appunto confrontando con l'arbitro Marco Bodini. Restituzione della palla. Nel frattempo si riparte ancora da Facchin, che, come dice il suo cognome, oggi sarà costretto a lavori pesanti. Tenuti, Castellucci e Latimi. Non c'è il pressing della Nova Gens. Attende a metà campo la squadra. Bello qui il disimpegno di Motta. Memedi adesso è a sinistra, se l'allunga un po', fermato, c'è anche il fallo probabilmente su Alcesti. Così è infatti sbagliato qui il controllo del pallone da parte di Memedi, che ha cambiato settore offensivo, si è scambiato con Gasparato, se ho visto bene, che adesso è venuto qui sulla destra. Sì, ha fatto alcune modifiche Allegretti, mettendo Gasparato esterno qua sulla destra e invece mandando dalla parte opposta Mehmedi, lasciando quindi in un 4-4-2 davanti Inzerauto con De Martis. Rinvio di Facchin, ancora Castellucci, sembra che prenda proprio la mira il portiere ospite quando rilancia. Pavoni. O la calamita Castellucci. Gli tira sempre lì nella sua zona, però già insomma è bravo di testa. A ricercare qualche fascia potrebbe essere un'idea. E la Timi. Tenuti reclama il pallone Vitale. Tenuti va in verticale invece, trovando Gasparato con il sinistro per Motta. Pallone delizioso, ancora Motta prova l'accelerata, fermato in calcio d'angolo. Quando gioca in velocità comunque è sempre un bel vedere la Clivense. Sì, oggi trova particolarmente spazio, soprattutto a centrocampo. Una partita diversa da quella che abbiamo visto settimana scorsa contro la Fumanese. Oggi la Nova Gens lascia invece il pallino del gioco alla Clivense, che in questo sicuramente è una delle formazioni più brave e abili a far girare il pallone. Curioso siparetto tra Motta e Allegretti, che si sono spiegati. Ecco qui il tentativo con il rinvio, palla che stava per andare sul primo palo. Dicevamo, Motta aveva cercato subito di farsi suggerire il pallone dal calcio d'angolo da Gasparato per il tocco corto. Allegretti l'ha un po' bloccato, si sono spiegati i due. Memedi perde la palla ma conquista il calcio di punizione per un tocco di mano. Quindi ancora una volta su calcio da fermo con Gasparato. Si va un po' per le lunghe, tutti sulla linea dei 16 metri. Parte Gasparato, destro in mezzo, tocco e poi si resta lì. Occasione per Elatimi, che già pregustava il secondo gol stagionale. Ancora una volta Facchin ha fatto la cosa giusta. Sì, il portiere si sta bene comportando, sventando gli ultimi tentativi da parte della Clivense, che però si è trovata molte volte lì, quindi alla ricerca del secondo gol. Qui è uscito un po' a vuoto. Tenuti, attenzione, che ha lasciato scoperta la difesa. Attacca Albino ma non può arrivare sul pallone. Era una buona opportunità per la Nova Gens, perché stavolta Tenuti era uscito con un primo anticipo, poi era stato saltato dall'intervento successivo da parte dei centrocampisti rossoblu. Ha dovuto recuperare la posizione Vitale. Cerca l'idea giusta per aprire il gioco. Memedi, qualche metro guadagnato. Bello il tocco per Gasparato. Gasparato 3 contro 3. Gasparato può anche tirare. Gasparato
rimanda ancora l'appuntamento con il primo gol stagionale. Bella conclusione da fuori area. L'abbiamo detto, se si concede spazio alla Clivense può veramente far male. Qui Gasparato a pochi passi dal gol sfiora la traversa. È stata una bella azione perché è partita da dietro, sembrava fosse un po' bloccato il campo, invece con la verticale prima di Vitale e poi di Memedi si sono guadagnati quei 20 metri che hanno permesso a Gasparato di andare al 3 contro 3. Poi operazione intelligente delle due punte che hanno allargato la difesa e Gasparato ha potuto andare anche al tiro. Piccotin, rilancio con il sinistro, trova proprio la testa di Gasparato. Sardi, il lancio ancora, cercare Albino che anche questa volta desiste e invita alla calma i suoi compagni, non può certo ogni volta farsi scatti contro 3 avversari. Sì, troppo isolato, abbiamo detto, lì in mezzo tra Tenuti e Latimi. Motta, gesto eloquente a richiamare un supporto. Castellucci, lancio lunghissimo, molto bello, preciso per Vallese, un po' corto forse. Vallese vince un rimpallo in un primo momento, poi mette paura a Piccotin che si rifugia in out. Inzerauto, ancora lo scambio con Vallese. Vallese guadagna il fondo, la mette in mezzo. De Martis a pochi passi dalla porta. Ancora Vallese, sta crescendo, numero 2 qui, guadagna un calcio di punizione e quindi la possibilità di un nuovo traversone nel cuore dell'area avversaria. Un fattore Vallese sulla fascia destra. Sì, con i minuti che passano sta acquisendo sempre più fiducia qui sulla fascia, proponendosi più volte anche in fase offensiva. Qui ha guadagnato una preziosa punizione e chi va a battere al solito Gasparato. Lorenzo Vallese, 18 anni, giovedì prossimo, ancora minorenne per qualche giorno, il numero 2. Parte lontanissimo Inzerauto là in fondo sul secondo palo. Gasparato, palla in mezzo, il tocco con la testa, va giù anche Castellucci che si lamenta, si prosegue. Anticipo di Gasparato che però non riesce a controllare il pallone. Applausi comunque del pubblico. Prova la nuova Gens a imbastire un'azione. Zambotto per Sardi, lontanissimo dalla zona d'attacco, il numero 11, rinvio di Facchin. La prende stavolta Aiello in anticipo su Castellucci, poi lo stesso Castellucci commette fallo. Sulla destra lanciato il nuovo entrato Tognetto che costringe Motta all'errore. Qui si mette le mani in testa addirittura sulla faccia Daniele Motta, l'autore del gol che sta decidendo la partita al 12° minuto. Qui ha praticamente regalato un calcio. Sale l'altissimo Alcesti, capitano numero 4. Palla corta però messa fuori da Castellucci, area di rigore sul sinistro. De Martis alleggerisce e allancia via sparando con la punta, trova Inzerauto. Gasparato, attenzione al contropiede, forse disturbato, sbaglia qui numero 10 il direttore di gara. Gioco già ripreso, Castellucci, Motta, Tenuti e della team. Gasparato, trovato il corridoio, c'è la sovrapposizione di Motta, servito da Vitale, palla un po' pigra, svirgola qui il difensore, attenzione Inzerauto, sempre idee chiarissime. Ha difeso questo pallone mandando a vuoto il difensore, subito di prima ha provato la conclusione, ma sappiamo queste sono le sue caratteristiche.
Minuto 32. Non c'è nemmeno un appunto sul nostro taccuino che sia colorato di rosso e blu. La Nova Gens ha veramente provato solo a contenere finora, anche per colpa di uno schieramento tattico parecchio rinunciatario, al netto della differenza tecnica tra i 22 in campo. Prova qui a smentirci Albino, che almeno lotta su ogni pallone, anche se finora è stata una specie di Don Quixote. Sul pallone c'è Aiello. Uscita, dice l'arbitro. Memedi allunga su De Martis, sormontato ancora da Aiello, e poi terzino Comasco, sinistro un tiro cross, ancora Memedi. Poteva fare meglio anche qui Memedi, un po' confusionario, no? Oggi numero 7, non idee chiarissime, sembra che abbia frenesia. Sì, qui ha provato la conclusione, poi solo grazie al rimpallo è riuscito quasi a recuperare il pallone, però può sicuramente essere più incisivo qua sulla destra. La generosità dell'impegno non ha niente da farsi rimproverare, attenzione all'uscita. Youssef, palla sul passaggio del compagno di squadra. Albino che più di un'occasione sembra non crederci abbastanza in questa china. Sì, abbiamo visto invece da una parte e dall'altra sia Inzerauto che Memedi rincorribile da parte delle due frecce esterne della... Il pallone questa volta ritorna in campo, non va perso come accade di solito. Con il sinistro fa salire Basso che rimetterà con le mani. Rinvio adesso di Motta a cercare il raddoppio della Clivense. 2-0 che sull'assist preziosissimo di De Martis. 2-0 al 36esimo. Bella azione in verde a darlo subito in profondità per Inzerato, che quando corre verso la porta è imprendibile. In coppa prova addirittura il tiro da lontanissimo ed è lo specchio del 14. Tentale Castellucci scambiano con il primo che suggerisce anche al secondo. E la Timi, spazio per il giocatore marocchino. Si destreggia. De Martis messo giù, riesce ancora una volta. Via il gioco limite dell'area. Zerauto dare fuori causa. Tognetto gliela sradica via ancora Inzerauto, palla sul destro. Il giocatore della Clivense può essere uno che ti assomiglia, fa per lo spirito sicuramente lui. Di non arrendersi, di cercare fino all'ultimo di guadagnare ogni pallone. Ancora Motta, ennesimo pallone della sua di petto. Poi si era recuperato palla. Il pallone tra le linee, tra il centrocampo e l'attacco. Poi forse questo lo porta ad essere più distante dalla porta avversaria, e quindi forse così si può spiegare i pochi 0 gol fin qui per lui in campionato. Però e lo meriterebbe, sì, dobbiamo dirlo. Attenzione a Youssef, area di rigore, cerca di rientrare. Di Martis stavolta no. Ancora lo sta ignorando, mentre invece siamo al 44. Proprio vicino a dove c'è il gioco in questo centro, da quella parte dove è arrivato il gol di Motta, anche se torna da Pavoni. Arriva Vitale, sale Vitale, la prima finta e si ferma in modo molto finta di Vitale, che voleva spostare uno scontrato in modo molto doloroso. C'è anche perché è arrivato in corsa, quindi l'impatto è stato piuttosto forte. Ai suoi difensori di salire. Siamo nel recupero. Rilancio oltre la linea di metà, il numero 8, eccolo qui. Insiste. Non demorde Vitale. Presa su Albino per guadagnare metri, poi Elatimi.
Non ci arriva nessuno, Non ci però. arriva nessuno. Tempo perché Bodini ha il fischietto in bocca. Invio di Fachin. Da dire, il risultato rispecchia la partita. Il Clivense che è il match. E allora, amici di Avelia e di Facebook della... Non sapete come passare i vostri weekend? Smartphone nell'app di YouTube Avelia. Affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il collegamento aziendale o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube, semplice tab su iscriviti, riceverai per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali.
di Facchini da solo con Di Motta al 12esimo. Si è fatto soffiare il pallone che L'avversario diretto perché calcio d'angolo. Esattamente, no? Che è partita agguerrita. Nella prima frazione di gioco, Bonetto, lancio in avanti per Inzerauto che il pallone nel contrasto con De Maria, riaprire la gara. Ama offensiva, i suoi avversari. Ci sono stati cambi invece per ora. Testoso da parte di Aiello. Palla Schia viene anche messo giù in modo falloso. Forse anche un motivo per cui Motta anticipato. Zambotto fermato di direttore di gara. Ancora il Sif attacca la Novesens, area di rigore, palla sul destro a 11 al sesto su di lui, ma è stato bravo il numero 11, non irresistibile ma in qualche modo quindi l'ha subito sostituito. Si metta proprio in quella posizione, ovvero di è il destro, il brivido. Facchini 0, ma basta poco per della Nova Gens. È stato veramente in arrivo per Allegretti. Memedi, area di rigore, battere su ogni pallone. Ormai siamo quasi ripetitivi, ma è così e serve questo cioccolatino a Memedi che tranquillizza un po' i suoi. Calmi ragazzi, riprendiamoci questi 2 gol di scarto. Quarto gol stagionale per Skelzen Sky Memedi, giocatore macedone del 94 che ne ha segnati 3 in campionato. Questo naturalmente è il primo in Coppa, chiara di riaprire le partite, si accelera, insomma può chiudere. Adesso vi diciamo chi è entrato perché è di fronte, quindi 18 Giacomo Sartori, oserei sì, dire per era ora sul 3-1 naturalmente all'Olivieri, però insomma un po' di coraggio in più ne risentirebbe, che è proprio nuovissima anche questa formazione vicentina. Tenuti deve contenere il solito indiavolato Kulaidi, ci riesce. Tocco di Memedi a chiamare Vitale, bello l'alleggerimento di Gasparato, poi per Castellucci di prima cercare De Martis, fermato in qualche modo da Zambotto. Arriva anche Vallese a spallate con lo stesso anni martedì, poi un tunnel allo stesso Zambotto. Inzerauto, difficile ma era una bella idea. Sì, una deviazione fortuita non ha permesso a Gasparato di riconquistare il pallone. Quanto non avessimo visto negli interi primi 40. Destro per il 18, il destro la tocca Pavoni, calcio d'angolo, quella che è rientrata nel secondo tempo. Anche qui approfittando però a freddo e ha regalato questa occasione alla Nova Gens che palla scodellata dalle parti di Pavoni che blocca e si accentra invece Gasparato. Il taglio di Inzerauto, Cuno che grida il gol. Bella azione anche questa in contropiede. Si è andato al tiro, ha sfiorato praticamente il palo. Rinvio di Facchin, trova Tognetto che però non controlla. E allora Vallese Youssif Tenuti deve dare di più il numero 14. De Pani scivola in difficoltà la retroguardia della Clemense in questo avvio di ripresa. Palla campanile, ancora Kulaidi, aggancio interessante, poi arriva però Tenuti a spazzare via, non trova Memedi, palla che resta rosso-blu. Castellucci, Memedi fa una cosa difficilissima, un'altra poi servendo Gasparato al volo. Esce bene qui la squadra di Allegretti. Benissimo qui Inzerauto, prova ad andare via in velocità dal Cesti, la sterzata, palla sul sinistro, dall'altra parte De Martis deve controllare, arriva anche Vitale che chiama il pallone. Motta, controllo difficoltoso, gli ringhiano contro in due, poi Castellucci, destro! E buono. Poi si resta lì, Memedi
murato dal numero 2. Basso evita il 4-1 mentre è rimasto a terra Motta, accenno di animi un po' caldi. Deve riprendersi il giocatore che ha sbloccato la partita al 12° minuto del primo tempo. Per la Clivense a sinistro, quindi allora palla a rientrare con il destro di Gasparato. Cercare magari la spizzata di Castellucci, eccola qui. E poi Mehmedi sulla linea. La deviazione decisiva. Salvato il gol qui del 4-1, evitato. Provvidenziale. È stato quindi basso intervento a ancora di evitare basso. il 4-1. Altro corner. È un déjà vu. Tenuti. E poi si resta lì. Altro salvataggio sulla linea, incredibile. Doppio, ancora basso 2 volte. Sono 3 in 2 azioni, quasi un record. Resta in attacco Niente la da Clivense. fare. Gasparato per Mehmedi. Fatto fuori il primo giocatore. Palla sul destro. Mehmedi a Bellissimo giro. tiro qui. Sopra l'incrocio. Applausi per la Clivense che adesso accelera e cerca il poker per chiudere i conti. Eccolo qui il cambio. Esce Castellucci. Esce proprio Giulio Francesco Olivieri, classe 95. In campo dunque Olivieri, scuola Virtus, quindi rosso-blu come gli avversari di giornata. Olivieri uno dei meno brillanti a Fumane, dobbiamo dirlo. Triturato dai muscoli per la squadra della settimana scorsa. Eccolo proprio Olivieri, subito chiamato in causa. Palla sul destro. Motta, sinistro, lunghissimo, direttamente fuori. Mentre c'è il quinto cambio nella tenuti, si tratta di Giove, credo il numero 19. Ora Zuccante. Pavoni. Kulaidi. Basso, ancora Kulaidi, alza questa volta ancora per il Ganese. Tocco morbido. Stavolta tenuti alla meglio sul giocatore marocchino, che però torna su di lui. No, una furia, assolutamente. Gasparato. Vallese. Mehmedi prova l'ennesimo allungo in velocità. Qui il passaggio per Olivieri. Olivieri! Fachin! Per poi Inzerauto che è riuscito da terra a servire Olivieri, che subito in campo al secondo pallone toccato quasi. Ancora una volta una gran parata di Fachin, che magari non è sicurissimo nelle prese aeree, però quando si avvicinano i giocatori allo specchio della porta riesce a rispondere presente molte volte. Gasparato, palla in mezzo e indovinate chi la prende sul primo palo, sempre basso. Kulaidi, sovrastato da Motta che praticamente gli sale sulla groppa. Sbaglia poi Kulaidi, è il primo errore della sua partita. Ecco poi la sponda. Mehmedi cambia tutto per Gasparato, può provare anche a rientrare e tirare qui. Cerca invece il suggerimento con Alcesti che la mette in alto e poi De Martis con un tocco beffardo finisce sopra la traversa. Un po' i fumogeni, un po' la foschia, comincia a farsi un po' meno visibile la situazione. Si accendono anche i riflettori dell'impianto Aldo Olivieri. Kulaidi da solo di Sardi, che poteva cercare la doppietta, ma quanto è importante Visti fin qui. Vitale, io ho anticipato. Buono qui la chiusura di De Pani e poi Vitale. Mehmedi viene aiutato da Vallese, sovrapposizione, solita falcata, c'è anche Olivieri da questa parte. Vallese cerca invece De Martis, ma è in mezzo a 3, non la può prendere. Allora Sardi, ancora Vallese su di lui, con una spallata giudicata irregolare.
e adesso sarà Braga invece a fare il suo ingresso in campo al posto Credo del che numero esca De 9 Martis, che ha disputato una bellissima partita con il Soloneo, se così vogliamo dirlo, di non essere riuscito ancora a sbloccare il suo tabellino marcatori in stagione. Finisce senza gol, almeno in chiave Clivense, il 2021 di Christian De Martis. Al suo posto Federico Braga, che invece di gol ne ha fatti. ne ha fatti 4 ed è il vice capocannoniere della squadra insieme a Anastasi, dietro ai 12 di Inzerauto, Giocando però quasi la metà delle partite, perché sappiamo per i suoi impegni extracalcistici non può essere sempre presente in campo. Attenzione qui a Vitale. occhio all'errore qui di Vitale. Kulaidi ci pensa Tenuti a metterci la toppa. Inzerauto sovrastato dal Cesti, riesce però l'11 a mantenere il possesso del pallone 2 volte, va giù, calcio di punizione, fa sempre la cosa giusta Inzerauto. Velocissimo qua nel 1-2 con Braga, che è entrato bene in campo e gioca subito la Clivense ancora con Braga. Per vie centrali al Cesti, Gasparato ci prova con il collo esterno del piede destro, palla fuori. Si preferisce questo. Yusuf nella terra di nessuno, però vedete anche Giove, entrato da poco, che prova l'allungo. De Pani Qui forse sulla è uscito. linea Vallese, altro pallone buttato via dalla Clivense. Yusuf, fischiato un fallo di mano Olivieri. Sul pallone Zambotto, area di rigore che si va intasando per vie centrali. Riflettori puntati in particolare su Giove, sui suoi centimetri, sui suoi chili. È entrato a dare manforte ai compagni di reparto, l'attaccante del 96. Pallone buttato in mezzo. Il tocco proprio per Giove. Vitale, Kulaidi, ancora Vitale. Insiste il marocchino. È forse in fuorigioco qui, così è infatti. Sartori non ha il tempo di girarsi. Se ne va anche questa occasione. Siamo sul 3-1. Gol naturalmente della Nova Gens potrebbe riaprire ancora una volta i giochi. Kulaidi mette pressione a Tenuti, lo costringe a rifugiarsi fuori. E altri metri guadagnati dalla squadra vicentina. Anticipo netto di Motta, che poi lascia lì però il pallone. Pavoni mette tutti d'accordo. Vediamo se prova il solito velocissimo rinvio per Inzerauto. Memedi, stop difficile, ma riesce ancora una volta. Guardate quanta grinta corsa al numero 7, guadagna l'out e gli applausi. Inesauribile Memedi. Ne ancora Memedi. Ancora lui, colpo di tacco. Vallese cerca spazio per il traversone, trovato. Rinvio di Piccotin, limite dell'area, arriva anche Olivieri. Poi Braga, e ancora entrare in partita. Ci prova adesso, rinvio di Tognetto. Palla lunghissima, De Pani. Tocco di Gasparato. Tenuti, va da Pavoni. Gasparato. Si gira e lancia. Vince il contrasto con Kulaidi, che sembra un po' l'Inzerauto della Nova Gens, lotta su ogni centimetro. Ha sparato, finta di corpo, sinistro un po' impreciso, non ci arriva Olivieri, attenzione alla Nova Gens. 4 contro 5. Ma ci pensa De Pani a sbrogliare la matassa. Intervento provvidenziale.
Vitale per Mehmedi. Olivieri, c'è Gasparato qui libero, servito. Gioca sempre a 2-3 tocchi Gasparato, ancora qui. Mehmedi. Ancora lui. Tenuti. Motta. Spazio per il cross. Motta, area di rigore, esagera, poi la mette in mezzo, un rimpallo, ha ragione lui, corner. E dopo questo corner, o anzi subito, vediamo. Esce proprio lui. Sì, ed è il vice capitano per questa partita, Facciolo, a fare anche lui gli ultimi minuti di questa partita. Ne mancano comunque 17 più recupero al termine, c'è ancora tanto da giocare, la partita non è vinta per la Clivense che è avanti di 2, 3-1. Facciolo che va adesso a spizzare di testa e poi si metterà al centro della retaguardia della Clivense, facendo probabilmente scalare De Pani sul terzino. E magari vediamo se scambia anche i terzini. Attenzione alla palla alzata, c'è un fallo sul portiere proprio nell'area di porta. Rinvio di Facchin, la prende Tenuti. Yusuf ha sparato anticipato da Sartori, poi Mehmedi. Vallese prova a accelerare. Ancora Vallese. Si porta fuori il pallone ma ha subito fallo, dice l'arbitro che era lì vicino. Calcio di punizione per l'intervento scomposto da parte di Giove. Gasparato, verticale. Olivieri la mette in mezzo, attenzione Inzerauto, anticipo secco sul difensore destro e Facchin in corner. Era difficile ma anche stavolta è andato vicino al gol Inzerauto. Vuole la doppietta Inzerauto. La bandierina Braga stavolta. Pallone uscire, colpo di testa. Eccolo e poi il gol di Tenuti. Mancava lui nel tabellino marcatori. Sono 16 in stagione. Gliel'avevamo detto a fine partita nell'ultima casalinga. Guarda che devi segnare anche tu. Ed eccolo qui il gol di Nicola Tenuti. 4-1, importante perché stava soffrendo un po' il ritorno della nuova gens la Clivense. Un gol cercato e voluto dalla coppia di centrali della Clivense con Facciolo che praticamente ha concesso un assist girando di testa in porta. Facchin un'altra volta comunque è riuscito a disimpegnarsi molto bene, però non ha potuto nulla con Tenuti che ha trovato il tap-in vincente, il suo primo gol in stagione. Aveva parato anche questa Facchin, davvero bravo. Se non fosse stato per lui immaginiamo un passivo ancora più pesante per la nuova gens. E adesso la distanza di sicurezza torna ad essere abbastanza tranquilla per la Clivense che è sul 4-1 a 14 minuti o poco meno dalla fine. Braga. Il velo bellissimo di Olivieri, funzionale anche per la sovrapposizione di Vallese che si accentra, palla sul sinistro, sbaglia tutto poi. Zambotto tra le linee, Sartori, interessante l'idea, anzi era Giove proprio per Sartori, palla che non è arrivata al 18. Gasparato, Vitale, Braga, aggancio, ha spazio adesso. Vediamo se cerca anche il tiro. Palla sul destro, eccolo lì. Braga! 5-1. Un cecchino Braga,
la manita, sì, qua gli hanno concesso troppo spazio, forse i giocatori della Nuova Gens non sanno che Braga può essere pericoloso dalla distanza, i piedi buoni ce li ha, l'ha dimostrato anche nelle scorse partite su punizione per esempio, e qui non ci ha pensato due volte per punire il portiere. Quinto gol stagionale per Braga, che ne aveva messi a segno 4 in campionato, con una, diciamo, quoziente minuti davvero basso, quindi una media gol alta a partita per il giocatore oggi con il numero 17. E come è successo già in altre partite, la Clevense, diciamo, con la sua qualità e con questi bei tiri da lontano nasconde anche, no, delle difficoltà che ha avuto durante la partita. Era successo anche per esempio con l'Atletico Squarà, nonostante il 4-0 finale non fu una partita facile, ricordo, qui su questo campo, ma poi i gol nella seconda parte della gara hanno un po' ovattato appunto queste resistenze ospiti. Altro cambio, esce Mehmedi tra gli applausi Ed entra Cavallaro. e chissà che anche Cavallaro non cerchi e trovi il suo primo gol stagionale. È un altro dei giocatori che ha fallito il calcio di rigore. Uno dei più giovani della compagine della Clivense. È un 2003, Gabriele Cavallaro di Catania, bella avventura di vita per lui. Prova la reazione la Nuova Gens, sempre naturalmente con Kulaidi, fermato. Braga non riesce a intervenire sul pallone. Sardi, Ma insiste e recupera questo pallone. buono qui il lavoro di Braga, poi ringhia su di lui Youssif che gli toglie il pallone. In avanti Depani, che come avevamo immaginato si è spostato a sinistra proprio a coprire l'uscita di Motta. E qui Cavallaro si ritrova Eccolo il pallone. Cavallaro, palla sul sinistro, No! palla fuori. Si era già alzata tutta la panchina. Ma ha avuto fretta anche stavolta, poteva andare avanti, Sì, poteva aveva mettersela altri 2-3 metri. sul piede che voleva. Era liberissimo, tutto solo. Non ne ha approfittato. Eccesso di emozione potremmo chiamarla, no? Vediamo, perché manca ancora 10 minuti e se vanno avanti così quelle del Clevense possono crearne altre di occasioni. Vallese, Vitale ha toccato 1 miliardo di palloni, quasi tutti in modo corretto, questo no. Youssif, ancora Vitale, scende la nebbia. Zambotto cerca il numero qui, Gasparato non ci riesce, può rimediare verso Pavoni. Vallese, ancora Gasparato di prima per Facciolo, cambia tutto per Depani, c'è anche Tenuti, rischia Depani, perde il pallone, Kulaidi guadagna fallo, errore ancora una volta sul piano di tattica individuale qui per i difensori della Clevense. Scelta sbagliata da parte di Depani. Arriva Basso, siamo sul 5-1 per una partita che nel secondo tempo sembrava in un primo momento complicarsi abbastanza per la Clevense. È stato un inizio un po' thriller, dove la Clivense forse doveva ancora entrare in campo, invece la Nuova Gens subito agguerrita per provare a riaprire la partita, così ha fatto, ma dopo alla lunga è riuscita la qualità della squadra di Allegretti. Sì, molto importante, dobbiamo dire, soprattutto il terzo gol, no? Quello di Mehmedi, che ha ristabilito quasi subito le distanze rispetto ai vicentini. Però poi anche sul 3-1, nonostante le occasioni, non c'era questa gran sicurezza. Pavoni, Depani stavolta non ha avversari che possano fargli pressione. Sale, Vitale, Braga cerca l'1-2 molto bello con Inzerauto. Dall'altra parte c'è la sovrapposizione di Depani che è arrivato velocissimo, palla sul destro, deve rientrare
Prova il dribbling, adesso sul sinistro, all'indietro. Il tocco intelligente e anche funzionale di Piccotin che spezza tutta la trama. Facciolo. Pavoni. Tenuti. C'è Gasparato libero, eccolo servito, può anche girarsi, invece torna da Tenuti. Classiche azioni per addormentare la partita, qui sbaglia però Vitale. Kulaidi. 1 contro 1 con Depani, che ha la meglio. C'era forse il fallo qui su di lui. Ancora il marocchino. Zambotto. Sardi. Poi il destro assolutamente fuori misura da parte di Piccotin. Poco fortunata la sua incursione offensiva. Tenuti. Facciolo. Visibilità che scende in modo vistoso. Scusate, gioco di parole. Altro errore qua della Clivense in fase di impostazione. Rimedia Gasparato. Vitale. Fase di stanca della partita. In avanti al Cesti. Evita l'arrivo del pallone dalle parti di Inzerauto. Ancora il 4. Conquista il pallone Youssif. Giove. Sponda. In avanti Youssif. Non riesce ad arrivarci. Troppo lungo il pallone di ritorno da parte di Sartori. C'è comunque una buona volontà nella Nova Gens, che nel secondo tempo, al netto delle sue carenze tecniche e del divario con gli avversari di oggi, sicuramente si è impegnata di più. Ce l'ha messa, ha anche riaperto la partita a dire il vero. Poi però si è arresa di fronte alla differenza della qualità. Ha cambiato l'atteggiamento, a volte basta poco per provare a rendersi più pericolosi. Depani. Inzerauto, ottima la sponda. Olivieri ancora cerca Inzerauto qui. Il destro poi fuori da parte di Cavallaro. Ci ha provato questa volta dalla distanza il numero 18. Ha provato a farsi perdonare l'errore di prima. Anche lui alla ricerca del primo timbro con la Clivense. La Nova Gens prova a rimpinguare il suo bottino con Giove, guadagna metri. Sardi, l'autore del gol del momentaneo 1-2. Ancora lui con il sinistro. Vallese nel posto giusto. Olivieri. Zambotto. Basso. Al piccolo trotto. Ancora Giove. Cerca una cosa difficile. Gasparato può impostare. Viene a prendersi il pallone Cavallaro. Braga. Vitale. Gasparato. Bello qui lo scambio con Braga, che poteva venire sulla sinistra, c'era Depani libero, invece va ancora a destra. Olivieri da lontanissimo. Alla fuori ormai abbiamo perso il conto del numero dei tiri provati dalla Clivense. A volte sono anche forzati, però tutti vogliono fare gol, no Jacopo? Sì, ne vogliono approfittare. Hanno visto che adesso i ritmi si sono abbassati, che in questi ultimi minuti c'è la possibilità di fare un altro gol. Siamo al 42esimo, 5-1. Giove. Tenuti. Arriva Youssif. Area di rigore. Poi il destro con palla fuori. Era una buona occasione qui per la Nova Gens. Non abbiamo visto il numero nella nebbia del giocatore che ha tirato. Riparte allora ancora la Clivense. Braga. C'è libero Gasparato. Eccolo qui Gasparato.
Nuova azione d'attacco sul fronte di sinistra. Arriva anche De Pani a rimorchio. A rientrare Gasparato. Il passaggio per Inzerauto. Indovina sempre traiettorie molto interessanti Gasparato sul movimento dei suoi avanti. Buono quindi intervento di Piccotin, che ha evitato ad Inzerauto di arrivare sul pallone. Braga che si è preso i calci piazzati per far rifiatare anche un po' Gasparato nel suo ingresso in campo. Eccolo qui, il 10. Si libera per il destro. Dall'altra parte David. L'assist per Inzerauto. Anche questo era veramente bello come passaggio. Poteva stopparla, no? Sì, si è destreggiato bene qua Gasparato, ha servito un bellissimo pallone a Kevin, che aveva il tempo, sì, come dicevi tu, di stoppare, ma ha provato comunque a trovare la porta. Ancora Inzerauto a ringhiare sul 5-1 a 3 minuti dalla fine sui portatori di palla avversari. Incredibile. Da esempio, penso per tutti i suoi compagni di squadra, a non mollare un centimetro fino al 45esimo più recupero. Ancora Inzerauto sul pallone al Cesti. Deve lottare Cavallaro, che è almeno 20 centimetri più basso. Riesce comunque a tirargli via il pallone. Si resta in attacco per la Clivense. Olivieri con le mani. Lascia poi a Vallese. Si scaldano i tifosi della Northside 94 in tribuna mentre scende la nebbia. Temperatura che sta calando come il sipario su questa partita, che ormai ha poco da dire. Facciolo. Pallone buttato via qui dalla Nova Gens. De Pani. Anche lui a sua volta regala palla agli avversari. Basso. Kulaidi, un po' scoraggiato, il numero 16, dopo un avvio di secondo tempo in cui era entrato in campo in maniera davvero interessante. Zambotto. Altro fallo fischiato a Vallese ancora una volta per una spallata. Non gliene ha perdonata una l'arbitro. Conquistata da Sardi questa punizione a 30 secondi dal 90esimo. Cinque giocatori della Nova Gens contro 7 della Clivense più il portiere. Prova addirittura il tiro in porta Zambotto. Poche pretese anche in questa condizione, in questa situazione. 90esimo scoccato, non abbiamo visto i minuti e le dita dell'arbitro, anche per colpa della nebbia. Disimpegno della Clivense. Sbagliato Youssef. Palla sul destro, palla fuori. Era un buon tiro anche questo per la Nova Gens. Non ha inquadrato lo specchio della porta. De Pani non controlla. Ingresso così anche di De Pani, Sì, sia da centrale sia da terzino, un po' disattento. Giove. Zambotto. Ancora Zambotto con il destro da Pavoni. Nessun problema per l'ex portiere del Legnago. Siamo al 92esimo. Sul 5-1 si gioca ancora. Vallese. Viene a prenderla Cavallaro. Eccolo servito. Controllo così e così. Braga. Prova a suggerire Cavallaro, ma Braga viene da questa parte, da Gasparato. Controllo. Tocco poi di Braga. Un po' lezioso anche qui la Clivense, che può comunque permetterselo sul 5-1 al 92esimo. Kulaidi.
Sartori in avanti, trova Tenuti, Olivieri, Vallese ne ha ancora per accelerare, per dribblare e incunearsi per vie centrali, poi trova Inzerauto forse in fuorigioco, così è infatti. Ma che bella cosa aveva fatto anche qui Vallese al 93esimo, molto lucido. Sì, anche lui oggi tra i migliori, alla lunga ha preso coraggio lì sulla fascia, proponendosi più volte in fase Eccoli qua, offensiva. forse abbiamo visto... No, credo sia per il fuorigioco. Credo sia il fuorigioco perché non penso che dia il recupero al 93esimo, che se sembrava inizialmente indicare i minuti, ma spero che abbia un cronometro allineato col nostro. Credo sì, che ormai siamo alle battute finali. Stavolta è buona la palla per Inzerauto, c'è anche il 5, Inzerauto per chiuderla con il suo sigillo. Inzerauto fuori! Ha fatto tutto quello più difficile, invece dopo doveva soltanto tirare in porta, ma da un'ottima posizione. Stranamente non è da lui, ha sbagliato. Magari anche un po' di stanchezza, no? Sei meno lucido. Occasione per il 6-1. Poteva essere la doppietta personale per Kevin. Qui c'è un calcio di punizione non fischiato, però sembrava falloso l'intervento di Vitale. Si resta quindi sul 5-1. Qui ormai penso che l'arbitro si appresti a fischiare. Si gioca ancora, 94esimo. Inzerauto ancora su Alcesti. Difende il pallone. Braga lo difende anche lui. 2 dribbling. Poi Olivieri, anzi Cavallaro col sinistro. Ci ha provato per la terza volta Cavallaro. E adesso sì, ci siamo. Credo che stia per arrivare il fischio finale dell'arbitro Bodini. Finisce 5-1 la seconda ricoppa per la Clivense sulla Nova Gens. I gol nel primo tempo di Motta e Inzerauto, poi nella ripresa di Sardi per i vicentini, poi Memedi, Tenuti e Braga a chiuderla con il pokerissimo. E così la Clivense va a 4 punti, scavalca in classifica proprio la Nova Gens che aveva vinto la prima gara contro la Reunion Sanguinetto. Quindi Jacopo, lascio a te un piccolo commento finale. Sì, la Clivense chiude nel migliore dei modi il suo 2021, nonché il primo anno di storia per questa nuova creatura di Pélissier. Certo ha avuto qualche momento di flessione nell'ultimo periodo, ma come ha detto Allegretti fa tutto parte del processo di crescita di questa nuova squadra. Per vedere come proseguirà, l'appuntamento è per gennaio, l'8 gennaio con la terza di Coppa. L'8 gennaio la terza di Coppa è un sabato, si gioca ancora qui allo stadio Olivieri di Via Sogare contro lo Young Boys, mentre la Nova Gens giocherà domenica, il giorno dopo, il 9 gennaio in casa a Noventa contro il Pozzo. Ricordiamo che il campionato invece riparte a febbraio. Amici di Avelia, della Clivense e di Facebook e di Teleradio Adige, naturalmente con il 640 del digitale terrestre, grazie per averci ascoltato. Un cordiale saluto da Luca Corradi e Jacopo Segalotto. Buone feste a tutti. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.